Gentili ascoltatori di Radio Conegliano, amici telespettatori di Veneto Globe, buongiorno e ben ritrovati da Michele Borella. Ben ritrovati in un nostro nuovo appuntamento che, come di consueto, dedichiamo alle nostre interviste e ai nostri servizi speciali. Siamo davvero felici quest'oggi di parlarvi di un argomento molto importante. Abbiamo una bella notizia, ma saluterei subito l'ospite che quest'oggi ha accettato il nostro invito. Salutiamo la dottoressa Cristina Cavina, dottore commercialista e presidente di Rianalisi Bancaria e Tributaria. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ben arrivata, grazie per aver accettato il nostro invito. Ecco, parliamo di rianalisi bancaria. Oggi vi preghiamo di prestare attenzione all'argomento perché evidentemente sarà un argomento che potrà dare sicuramente molte risposte a tante domande. Che cos'è rianalisi bancaria? Di che cosa si occupa fondamentalmente? Rianalisi Bancaria Tributaria è una società che si occupa prevalentemente della legge 3 del 2012, che è sostanzialmente la legge cosiddetta salva suicidi, ovvero una legge che è stata introdotta nel 2012 dal governo Monti e che è indirizzata a tutti i soggetti non fallibili. Tutti quei soggetti non fallibili che si trovano in grave difficoltà finanziaria e pertanto cercano una soluzione per potersi, come dire, liberare dei propri debiti e ripartire. Ecco, uno dei problemi fondamentali che può affliggere una persona è a volte anche l'imbarazzo nel trovarsi in certe situazioni. È così e non riuscire a parlarne. Quello è un fattore molto particolare, molto delicato e determinante in questa situazione, perché la cosa più importante è riuscire a trovare il modo per parlarne, per affrontare la situazione, trovare i consulenti giusti che possano aiutarli a ripartire. Ecco, e voi siete qui per questo. Che cosa deve fare una persona che oggi si trova in una condizione di difficoltà e evidentemente non sa a chi rivolgersi e non sa come poter risolvere il suo problema? Oggi dobbiamo dire c'è una soluzione per tutto, è così? Oggi assolutamente c'è finalmente la soluzione per tutto, c'è la soluzione per poter affrontare i propri problemi, per poter ripartire e affrontare delle nuove avventure, sia a livello personale, sia a livello familiare che a livello di attività imprenditoriale. Ecco, dottoressa, ci può portare un caso pratico della persona che di solito mediamente si rivolge al vostro studio per risolvere un problema? Possiamo fare un esempio pratico ai nostri amici all'ascolto e alla visione? Purtroppo di esempi ce ne sono tanti da poter fare, nel senso che questa legge è indirizzata, come dicevo prima, a tutti i soggetti non fallibili, pertanto a noi si rivolgono in questo momento svariate tipologie di persone. Allora, ci sono i soggetti privati, quindi parliamo di liberi cittadini che non svolgono attività di imprese, quindi parliamo di pensionati, di dipendenti o di disoccupati. Poi ci sono tutti i piccoli imprenditori, artigiani, edili, piccole società di persone. Ovviamente il presupposto è che non siano soggetti fallibili, quindi che non abbiano i presupposti per fallire. Ci sono gli agricoltori, che è un settore che purtroppo è gravemente in questo periodo condizionato dalla crisi economica. Ci sono professionisti, ci sono piccoli imprenditori, liberi professionisti, quindi la platea purtroppo è molto vasta. Ecco, allora, voi che a casa ci state guardando, magari non è il caso vostro, però conoscete qualcuno che ha un debito. Che cosa deve fare chi è in questa problematica ed è afflitto da questi pensieri, vi deve contattare? Allora, la prima cosa, trovate il coraggio per contattare Rianalisi. Assolutamente, la prima cosa è trovare il coraggio per contattare Rianalisi. Poi, dal momento in cui c'è il contatto, si inizia un percorso che è un percorso relativamente breve e che porta all'inizio della procedura con la quale fondamentalmente vengono bloccate tutte le azioni esecutive. Quindi la cosa importante è muoversi per tempo, perché attraverso questa legge si può addirittura riuscire a tamponare quelli che sono le aste per i pignoramenti degli immobili, quindi la cosa più importante è contattare, perché nel momento in cui si prende per tempo la situazione si riescono a ottenere dei risultati molto importanti. Ecco, io poi pregherei chiaramente la regia anche di
mettere in sovrapposizione i numeri e i riferimenti di rianalisi, troverete tutto, troverete tutti i riferimenti per poter fare questa telefonata che, dobbiamo dirlo, a volte può salvare anche una vita. Assolutamente sì, perché come dicevo prima la legge è soprannominata legge salva suicidi. Questo soprannome è stato dato da un servizio delle Iene che ai tempi intervistava un agricoltore e fortunatamente anche a noi tante volte quando abbiamo presentato la legge a soggetti in grave difficoltà ci hanno detto fortunatamente abbiamo fatto questa conoscenza e possiamo finalmente evitare di pensare alle cose peggiori a cui pensavamo fino a qualche momento fa. Ecco, qualcuno potrebbe porsi una domanda: la possiamo definire questa legge anche un condono, per semplificare magari i termini tecnicistici che vengono usati? Allora, propriamente un condono no, mettiamola così. Sostanzialmente la legge parte da un presupposto molto importante: ogni soggetto può pagare i propri debiti soltanto in ragione di quelle che sono le possibilità. Pertanto, fino dove ho possibilità, io mi impegno a pagare, non mi si può chiedere quello che non ho. Pertanto, se la vogliamo vedere in un'ottica semplicistica, sì, un condono, che non è proprio però il termine tecnico corretto. Benissimo, allora avete in sovraimpressione i nostri numeri, poi lo ricorderemo anche con degli annunci specifici. Il messaggio che vi vogliamo dare in questa trasmissione è davvero molto chiaro e molto semplice. Se avete un problema dovuto ad una situazione debitoria, non preoccupatevi, contattate Rianalisi, c'è un pool di tecnici che vi può aiutare, vi può dare una consulenza su come si possono oggi risolvere determinate problematiche. Assolutamente sì. Quella è la cosa più importante. Ecco, qual è la soddisfazione che maggiormente avete nell'avere in mano questa grande responsabilità, questa attività, ma soprattutto anche questo compito sociale? La soddisfazione è vedere la speranza di nuovo negli occhi delle persone. E quello secondo me è un obiettivo impagabile, cioè quando ci si trova di fronte magari famiglie con bambini piccoli che hanno a rischio l'immobile di casa e gli si dà una soluzione per poter salvare l'immobile dove crescono i figli, quelle sono le soddisfazioni più grandi, senza parlare poi di tutte le persone che finalmente dicono vedo un futuro davanti, so di poter avere nuovamente un futuro o una strada da poter percorrere e offrire magari anche ai miei figli. Ci sono dei dati davvero allarmanti, si parla che in Italia ci siano dai 6 ai 7 milioni di soggetti sovraindebitati. Avete analizzato qual è il motivo di questa situazione e perché? I motivi sono molteplici. Si parte dalle famiglie che magari si trovano in difficoltà perché uno dei membri, se non entrambi, le persone hanno perso il lavoro, per cui magari avevano un mutuo per l'acquisto dell'immobile, nel momento in cui perde il lavoro uno non riescono più a far fronte al mutuo. Ci sono le aziende, le piccole imprese, i piccoli artigiani, i piccoli professionisti che hanno sentito e subito la crisi degli ultimi anni e per cui si trovano in una situazione di impossibilità a far fronte ai propri debiti, anche in virtù di crediti magari che non sono riusciti a riscuotere proprio per il problema della crisi, come invece ci sono soggetti che si sono man mano sovraindebitati per necessità di liquidità, per far fronte a imprevisti familiari, a imprevisti personali. Ecco, ci sono anche delle condizioni per cui aderendo a questa soluzione poi si capirà meglio quali sono appunto le caratteristiche che compongono poi tecnicamente anche il trovare una soluzione a qualsiasi situazione, perché ogni caso è un caso a sé ed ognuno ha la sua storia. Assolutamente, ci sono diverse procedure che possono essere perseguite, c'è il piano del consumatore, l'accordo di composizione della crisi e la liquidazione. La cosa importante e la cosa comune che hanno tutte e tre le procedure è quella di dare una possibilità e far fronte ai propri debiti in ragione di quelle che sono le proprie possibilità. La legge 3, indipendentemente da quella che è la procedura, dà proprio questa importantissima possibilità. Ogni soggetto farà fronte ai propri debiti in ragione di quelle che sono le proprie possibilità, in ragione di quello che è il patrimonio, in ragione di quello che è il reddito. Soltanto in ragione di queste due condizioni si farà fronte ai propri debiti.
Ecco, stiamo parlando di una legge che ha trovato in Italia la sua nascita nel 2012, ma è una legge che era già presente in Europa e anche in altri paesi molto prima. Ci può fare una breve storia di questa legge? Allora, la legge 3 in Italia è stata recepita nel 2012, è stata recepita nel 2012 a seguito comunque di un invito da parte della Comunità Economica Europea, in quanto leggi simili erano in vigore in quasi tutti gli altri paesi europei. Parliamo di Spagna, Francia, Germania, Norvegia, Danimarca, Gran Bretagna, erano tutti paesi che già avevano delle procedure al proprio interno similari a quelli della legge 3. Quindi non è che fondamentalmente ci troviamo davanti a un'invenzione italiana, ci troviamo davanti per l'ennesima volta purtroppo a una situazione dove l'Italia prende atto di qualcosa che è già stato fatto a livello comunitario. I dati francesi sono dei dati molto importanti, nel senso che in Francia la legge 3, la legge 3 francese, diciamo, è stata approvata intorno alla metà degli anni '80. È stata deputata Banque de France il soggetto che doveva monitorare la legge 3 in Francia, e in un periodo che va dal 95 al 2005 in Francia si sono fatte più di 1,5 milioni di pratiche. Quindi vuol dire che 10 anni pre-crisi rispetto all'Italia, 10 anni dopo quasi rispetto all'entrata in vigore, la Francia ha elaborato 1,5 milioni di pratiche. Questo lascia solo pensare cosa c'è in Italia 10 anni dopo rispetto alla Francia, soprattutto dopo la crisi economica che abbiamo passato e che stiamo purtroppo ancora passando, perché il nostro territorio purtroppo è ancora martoriato da questa crisi che non sembra voler terminare. Ecco, il messaggio ci sembra davvero chiaro, noi ve lo rinnoviamo, ve lo rinnoveremo. Se avete dei debiti e non riuscite a pagarli, con la legge 3 del 2012 finalmente una soluzione c'è. Vi può dare maggiori informazioni la società Rianalisi, la trovate al sito www.rianalisi.it, la potete contattare con i numeri che avete in sovrimpressione. Se volete potete contattare Radio Conegliano o Veneto Globe, che riceverete tutte le indicazioni e tutti i riferimenti di cui avete bisogno, naturalmente nella massima riservatezza. Noi purtroppo abbiamo terminato per oggi il nostro tempo a disposizione, ma siamo felici perché oggi vi abbiamo dato, crediamo, delle buone notizie. Restate con noi perché noi torneremo a ridarvi queste notizie. Ci potrete seguire nelle trasmissioni della radio e di Veneto Globe. Ringraziamo la dottoressa Cristina Cavina per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E per averci dato queste preziose informazioni che siamo sicuri noi torneremo a darvi nei nostri prossimi appuntamenti. Grazie a tutti per averci seguito e buon ascolto e buona visione con i programmi di Radio Conegliano e di Veneto Globe.